Sì, quest'anno all'interno della 13ª edizione di Montaperto Presepe d'Agrigento abbiamo pensato, in realtà da qualche anno che avevamo pensato di istituirlo, e quest'anno si parte, la prima edizione del Premio Radici di Sicilia. E non ci abbiamo pensato molto nella scelta della persona da premiare alla prima edizione, ma che è Giovanni Moscato. Giovanni Moscato è molto legato a questo territorio ed è un pochino la sintesi di tutte quelle che sono le tradizioni. Uno che ha fatto la sigla di Agrigento e uno che ha fatto girare il nome di Agrigento un po' in giro per l'Italia e anche fuori dell'Italia, per cui noi siamo veramente molto contenti di averlo qui giorno 4 e di iniziare queste premiazioni che noi faremo ogni anno con Giovanni Moscato, perché secondo me è il più degno in questo momento di avere questo premio. Noi come Presepe d'Agrigento siamo arrivati, dicevo prima, alla 13ª edizione, abbiamo iniziato nel lontano 2007, stimolati un po' dall'amore verso questo territorio, ma non soltanto di Montaperto ma anche dei dintorni, e praticamente abbiamo sintetizzato tutto ciò che sono le tradizioni legate al territorio, tradizioni culinarie, quindi odori, sapori, tradizioni legate alla nostra storia, alla nostra cultura, ai nostri lavori antichi dell'antico contadino, che un pochino è l'leitmotiv di tutto il Presepe. Il Presepe è un teatro all'aperto, i visitatori possono venire oltre a 12 degustazioni, trovare anche degli attori dove inscenano delle scene tipiche natalizie e delle musiche tradizionali, per cui mentre uno si ascolta il teatro o ascolta la musica, assaggia tutto ciò che riusciamo noi qui a preparare, sempre strettamente tradizionale e legata al nostro territorio. Il Presepe continuerà sabato 3, domenica 4 e giorno 6, l'Epifania, con l'arrivo dei Re Magi che verranno ad onorare qui a pregare ai piedi del Bambino Gesù. Vi aspettiamo numerosi, sempre con grandissime novità, specialmente che riguardano il 6 gennaio. Diciamo che ci siamo ritrovati qui per caso, veniamo da Sommatino, eravamo a pranzo, abbiamo deciso andiamo a vedere Montaperto questo Presepe e ci siamo avventurati. È bellissimo, tutto organizzato, super caratteristico. Tutto caratteristico. Per me è la prima volta, non ci eravamo mai stati, quindi di sicuro appare tutto bello. È curato nei dettagli. Più di questo non possiamo dire altro, veramente stupefatti. E buon anno. Buon anno a tutti. Stiamo facendo una degustazione dei prodotti tipici, pensiamo che siano del posto. Complimenti, andate avanti così. Tutto gradito, grazie. Tutto gradito. Grazie mille. Buonasera, benvenuti. Da dove arrivate? Da Ribera, però prima da Catania, e siamo venuti con il pullman. Quindi siete venuti direttamente per vedere il Presepe Presepe vivente, di sì. Montaperto. Avete Sì. già fatto, vedo, delle degustazioni. È la prima volta? Sì, in questo Presepe vivente sì, perché siamo stati a Mineo altre volte. A noi piace perché è qualcosa di diverso poi si vede la genuinità che ancora ci sono in questi paesini, in questi centri come Ribera, ci siamo trovati benissimo. Il Presepe di Montaperto vi sta piacendo? Sì, sì. Abbiamo gustato adesso la trippa, che è uno dei piatti che a noi piace, che non sempre si ritrova. Grazie dell'accoglienza. Vi aspettiamo il prossimo anno. Perché no? Auguri. Bonjour, donc, Jacqueline et Luc, nous sommes en vacances donc, sur Agrigente et nous avons vu une publicité pour votre crèche qui en fait est tout le village qui l'a fait vivre, et nous avons décidé de venir et nous apprécions donc tout ce que nous voyons, et c'est tout à fait formidable ce que vous avez réussi à faire dans votre village. Bravo à vous. Des idées.
merci à vous, à la santé. À la santé et bonne année. Bonne année, la prochaine fois. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Oh,